Cari amici sportivi e non, buongiorno a tutti quanti. Oggi ci siamo trasferiti in provincia di Gorizia, esattamente siamo a Capriva del Friuli, in occasione della 29esima Bismarcia. Io vi lascerò in compagnia di un organizzatore, il quale vi farà da cicerone, vi farà vedere quanti bei posti ci sono anche qua da visitare e quante belle manifestazioni riescono a fare anche loro. Ciao a tutti e buona giornata. Buongiorno e benvenuti alla Bismarcia. Sono Graziella Tosorat, presidente del comitato provinciale FIASP Gorizia e vi dico due cose riguardo a questa manifestazione che viene organizzata dal gruppo Marciatori Gorizia da alcuni anni in questo Parco Feste, stupendo parco del Villa Russiz di Capriva del Friuli. I percorsi saranno che potete scegliere e che si svolgeranno sui dolci declivi del Coglio sono rispettivamente di 6, 11 e 18 km. Ringrazio quindi oltre agli organizzatori il sindaco di Capriva, sempre presente alle nostre manifestazioni fin da quando era il presidente della Proloco e che ci sostiene e che poi vi farà da guida nel proseguo della trasmissione, e naturalmente il presidente del comitato Brini per questa iniziativa che ci offre la possibilità di farvi vedere anche le nostre manifestazioni. Grazie e arrivederci a dopo per le premiazioni. Buongiorno, benvenuti alla Marcia Longa Bismarcia di Capriva del Friuli. Anche quest'anno siamo riusciti a organizzare, grazie al gruppo Marciatori di Gorizia, questa iniziativa che per noi è molto importante. Associa attività sportiva, ricreativa, in un senso di sana vita, di buone consuetudini, di una vita sana e soprattutto anche una promozione del territorio che per noi è molto importante. Quindi siamo contentissimi di ospitare anche quest'anno la Bismarcia e di poter fare lungo il nostro percorso, attraversando quelle che sono le colline dolci del Coglio, i parchi e i giardini che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio. Quindi un benvenuto a tutti e un grazie ancora agli organizzatori. Ecco, l'itinerario della Bismarcia passa anche attraverso il campo da golf a Capriva del Friuli. Campo da golf immerso nel vero senso della parola in mezzo ai vigneti. Ecco, sulle dolci colline del Coglio abbiamo la fortuna, grazie alla famiglia Pali che ha investito sul nostro territorio, di avere un campo da golf che ha migliorato e valorizzato questo territorio. Quindi sport e enogastronomia in un unico territorio. To feel
Buongiorno, buongiorno. Cosa ne pensa dell'itinerario? Ma no, io non parlare italiano. Bello l'itinerario, il castello. Sì, capito? Sì, bello, sì. Capriva del Friuli, cosa ne pensa del territorio di Capriva? Bellissimo. Bellissimo? Yeah. Grazie. Tra l'altro che abbiamo anche a sfondo qua che del campo del gol. Did you ever think of me? I'm complaining. I never tried to feel. I never tried to feel. Buonasera, sono Martina della Dana Sport e sono qui oggi per introdurvi una serie di appuntamenti in cui andremo a parlare dedicati al settore del running. E per chi si appresta comunque per la prima volta ad effettuare degli allenamenti di corsa, è importante sapere che è indispensabile non solo la scelta della scarpa, ma anche comunque l'abbigliamento e un'altra serie di piccole cose. Il running è certamente il settore trainante sotto il punto di vista tecnologico, perché comunque è qui che si concentra la ricerca per l'acquisizione e lo sviluppo di materiali sempre più innovativi e performanti, sui quali poi si ottengono e si attengono anche le altre discipline sportive. È un fenomeno in forte crescita che si sta sviluppando negli anni, oltre che a livello agonistico anche a livello amatoriale, quindi anche le esigenze sono sempre più diversificate, visto che le persone che corrono sono molteplici. C'è chi va a correre per un semplice benessere fisico o chi va a correre per migliorare la propria condizione atletica. L'elemento comunque principe fondamentale della corsa è la scarpa, ovviamente. C'è chi sceglie una scarpa sotto un consiglio di un amico o di un professionista, o chi solo per un semplice gusto estetico. Ovviamente noi siamo tutti persone diversificate, quindi abbiamo comunque bisogno di un consiglio e noi siamo qui appunto per darvi una mano, aiutarvi nella scelta della scarpa corretta che si adatti più alle vostre esigenze. Altri elementi utili possono essere sicuramente l'abbigliamento, che successivamente comunque nella prossima puntata approfondiremo insieme a degli altri accessori come sono le calze tecniche a compressione, il cardiofrequenzimetro, il GPS, e non tralascerei anche il livello alimentare, dove una dieta sana ed equilibrata si può associare a degli integratori che possono aiutare a migliorare la prestazione senza intaccare la salute. Siamo qui a Villa Russiz, vera e propria eccellenza del territorio, ma eccellenza sociale ed enogastronomica. In questa struttura, riprendendo la storia di più di 100 anni fa, quando la contessa Ritter gestiva e accoglieva i bambini senza genitori dell'epoca, ancora oggi la fondazione ha questa missione sociale. Per riuscire a coprire i costi di questa attività sociale, tutti i proventi dell'azienda agricola vengono appunto destinati a questa mission che dopo più di 100 anni continua a essere ancora. Ecco, ci troviamo in uno dei punti di ristoro dell'itinerario della marcia longa Bismarcia. Sentiamo le prime impressioni. Signora, cosa ne pensa dell'itinerario? Tutto bene, tutto bene. Cosa ne pensa di questo itinerario della Bismarcia? Bel itinerario. L'ho fatto già a 3 anni, l'ho fatto molto bello. Cosa pensi di questo itinerario? Bellissimo, il passaggio vicino al golf è proprio bello, merita e secondo me è da fare, ecco. Bene, sempre Bismarcia, Capriva del Friuli, qua si gioca in casa, ma io chiedo anche ai miei concittadini. Gianni, cosa ne pensi di questo itinerario organizzato dal gruppo Marciatori di Gorizia? Ma oserei dire stupendo, come stupenda la zona e il paese di Capriva. In mezzo ai vigneti, gli ulivi, cosa volete di più? Spettacolo, eh? Ed ecco, è la Bismarcia di Capriva, una presenza veramente importante che ogni anno noi puntiamo veramente a portare sempre di più le famiglie, sono i bambini. Vi siete divertiti? Sì. Dove? Dove? A scuola? A scuola? No, alla Bismarcia. Sì. Devo rispondere io? No. Benissimo, Capriva del Friuli, io penso che oltre le tante parole che ci siamo già detto, penso sia il modo migliore per conoscere il nostro paesaggio, il nostro territorio, sia appunto questa panoramica dalla collina di Budignacco. Quale posto migliore per appunto
osservare il nostro territorio, le colline, i vigneti e il verde che ci circonda e che quest'oggi verrà valorizzato grazie alla marcia organizzata dal gruppo Marciatori di Gorizia. Un piccolo accenno anche a livello storico del nostro territorio, visto che quest'anno siamo entrati nel centenario della Prima Guerra Mondiale. Capriva nel 1914 è terra asburgica, siamo sul territorio asburgico appunto, e il confine è sullo Iudrio, a pochissimi chilometri. Da Capriva partono con le divise asburgiche appunto sui fronti della Galizia, della Boemia. Nel 1915 poi entra in guerra l'Italia e i primissimi giorni l'esercito italiano arriva a Capriva, viene occupata senza quasi colpo ferire. Una cosa che su questo territorio è importante sottolineare è la convivenza sin da sempre delle varie popolazioni, la popolazione slovena, italiana, austriaca, tutt'uno, sempre in una vita armonica del territorio. Io direi che vi saluto e ringrazio tutti i partecipanti alla Marcia Longa e un ringraziamento particolare a coloro che si sono spesi. Come sempre il volontariato tiene in piedi questo nostro paese e lo fa veramente alla grande. Grazie.